Bene, vengo a un'altra puntata per imparare a lingua sarda. Questa volta si chiama a fare di aggettivo, però in questa puntata cominciamo a imparare il grado di questo aggettivo e impariamo su comparativo. Su comparativo, come in italiano, può essere di uguaglianza, di maggioranza o di minoranza. Allora, in italiano che non comprendiamo bene dei tesimoso vedante. Il terrenare comparativo penso che voi si l'ulischide come l'ulischide in italiano, ma normale a lo aumentare. Comparativo è renare che stiamo proprio comparando due o più cose, due o più persone, due o più animali. E lo usiamo qui in questo momento che ponendolo a paragone, lo comprendiamo canto tanto canto una cosa è uguale a satira o canto de pruso o canto este prospaco. Andiamo a vedere come si ha che nel gusto aggettivo comparativo cominciando da gusto di maggioranza che morgo e prima bollornare tutto a stress grado come si ha che poi mano a mano come che sempre il gusto esempio comprendiamo dei tesi morfedande mezzo. Su comparativo de maggioranza si ha che con questa paragoledda, prus, de, prus, l'aggettivo che vogliamo usare. Su de minoranza si ha che con prus pago, de, prus, l'aggettivo. Vedete se dice che non è che vada meda de aumentare può avere gusto. Su de uguaglianza, quando due cose sono la stessa cosa, quando sono uguali, si ha che con che a, poi vamos a vedere che si può per non usare, commente a, canto a, tanto canto a. Prusu, s'aggettivo o su pronome, a seconda di come lo stiamo usando. Dopo sto a narrare che questo esempio si va a comprendere su chi può scherzo narrando per narrare questa sparaguletta, se prusu s'aggettivo o su pronome. Aquí sul primo esempio che è questo comparativo di maggioranza e lo vediamo con questa sparaguletta che abbiamo prima che sono pruso dell'aggettivo. Paolo è prusarto de Antoni. L'aggettivo è arto e l'abbiamo sposto tra pruso e de. Poi adesso di minoranza abbiamo Antoni est prospago artu de Paolo. Abbiamo già amornato la stessa cosa in una maniera diversa. La mornata questa volta ponendo come soggetto principale Antoni e abbiamo suonato che Antoni est prospago artu, l'aggettivo è artu, de Paolo, che è questo con cui lo stiamo comparando. Poi su di uguaglianza, possiamo che vada a diversi modi, che possiamo usare come che non è che vada a regola, si può usare uno o l'altra parola, come che come non si aggrada. Vediamo tutti gli esempi con le paragolette che abbiamo detto prima. Paolo è stato che a Micheli. Questa abbiamo chiesto la formula più facile per narrare che Paolo è arto tanto canto a Micheli, che a Paolo est arto commente a Micheli, commente a Gallo può dimornare sa stessa cosa nande. Paolo est arto canto a Micheli. Paolo est tanto arto canto Micheli. Questa volta abbiamo posto tra tanto e canto a l'aggettivo artu. Abbiamo tanto, quando abbiamo elencato il sordo di uguaglianza, che si può per non usare in questo di uguaglianza. E possiamo narrare gli esempi che abbiamo usato prima senza sa, e tanto bornare. Paolo est artu che Micheli. Paolo est artu commente Micheli. Paolo est artu canto Micheli. E Paolo est tanto artu canto Micheli. In noi che abbiamo tirato a. E anda bene giù Mattesi, che narrare che si può per non narrare.
Poi invece su aggettivo, su comparativo, su de minoranza e de maggioranza, est necessario apponere cussu de, questa preposizione de, dopo chi ponimmo su aggettivo. Quindi est prusu, artu, de si deve ponere sempre. Poi sos comparativos de maggioranza e de minoranza podimmo usare per la proposizione che è cussu chi si mutti di locuzione in grammatica chi est chi non. Come bocciato via commente lo usamos. Quando lo usamos quando la comparazione che stiamo andando a fare è tra due aggettivos, tra due verbos o tra due avverbios e vediamo ite borsonande. Cudda pizzina est prus bella chi non sappia. Chi non, ma posso perinare. Cudda pizzina est prus bella che sappia. Altros esempios. Est menzus pasare chi non triballare. Ma nudda mi vieta denarre. Est menzus pasare che triballare. Amo solo usau che o chi non. Ma noi istada prur male chi non bene. Vedete se dice che stiamo usando due avverbi del modo che sono bene e male. E tra loro due abbiamo opposto chi non. Ma noi istada prur male che bene. Tanto il suo primo abbiamo visto tra due aggettivi, prur bella chi non sappia. Il suo secondo abbiamo visto tra due avverbi, pasare e triballare. Il suo terzo, il suo tre esempio abbiamo visto due avverbi del modo che sono male e bene, prur male chi non bene. Manca da solo a bornarre chi su con comparativo de maggioranza può essere sostegno per de uno avverbio, de un avverbio che è meda. E namos Paolo est meda prus artu de Antoni. Non abbiamo fatto nulla di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto prima, solo che abbiamo creduto rafforzare questo pruso con un avverbio meda. Suddizio di questa puntata può errare su chi abbiamo now tenere una di queste cose che abbiamo appena imparato e che è su chi non. E tanto giudizio est sono prus sonos, chi non sostronos. Vedete se dice su chi non. E questo giudizio si usa da quando uno ha una circostanza in cui si ha chi mente un meda, uno pare di meda arrennegato, ma sa viene su un solo urboche, se non badattero. Con questo giudizio deo vi saluto e vi invito, come sempre, a non seguire sempre per imparare la lingua sarda.